Cos'è l'agricoltura sociale? La potremmo definire quella pratica agricola, quindi quell'insieme di pratiche, di attività che si sviluppano nell'ambito dell'azienda agricola, spesso in collaborazione con delle cooperative sociali o con delle associazioni di volontariato, e che si pone come obiettivo favorire l'inserimento dei soggetti fragili e dei soggetti svantaggiati. E quindi è un'attività che, praticando le attività correnti comuni della comune azienda agricola, offre un servizio di importanza sociale, quindi che risponde alle esigenze dell'individuo fragile, ma che dà delle risposte anche di welfare e quindi di benessere sociale in generale. Di quali aspetti si può occupare nello specifico l'agricoltura sociale? Di fatto si occupa di tutto. L'obiettivo principale è quello di ricomporre i conflitti reali e potenziali tra soggetti più o meno fragili della società. Quindi in quest'ottica, in questo senso, l'agricoltura sociale cerca di offrire tutte le risposte possibili secondo le esigenze, secondo la tipologia di fragilità e le esigenze della categoria di soggetto fragile con cui lavoriamo. Nello specifico, quindi, si occupa di formazione e inserimento lavorativo, riabilitazione e cura, ricreazione e qualità della vita, educazione. Quindi ciascun soggetto, secondo le sue esigenze, sostanzialmente richiede un servizio specifico e quindi una risposta specifica di altrettante offerte dell'agricoltura sociale. Quanto bisogno di inclusione ha il nostro territorio, parlando di scuola, anziani e così via? La risposta è semplice: tanto. Quindi il nostro territorio, la nostra società diventa sempre più fragile, per cui manifesta sempre maggiore bisogno di inclusione. Ma proviamo ad analizzare brevemente i singoli settori. Per esempio, il mondo della scuola. Abbiamo assistito nell'ultimo periodo ad un aumento dei soggetti cosiddetti fragili o comunque di popolazione scolastica statisticamente bisognosa di attenzione, passando da 1560 unità nel 2016 a 1723 nel 2021, quindi un incremento superiore al 10%. Soprattutto fra questi soggetti portatori di svantaggio aumentano soprattutto i soggetti autistici. Lo spopolamento e l'invecchiamento della popolazione. Solo riferendoci alla provincia di Agrigento siamo passati da 470.000 abitanti nel 2011 a 410.000 abitanti nel 2024. C'è una perdita di quasi 60.000 unità solo nella provincia di Agrigento, che, unito alla riduzione del tasso di natalità, crea una fascia di popolazione anziana, cioè over 64, sempre di maggiore incidenza. La questione migratoria, un'altra grande questione della contemporaneità, il grande flusso di immigrati bisognosi di integrazione, che ci ripropone un vecchio problema molto familiare nella storia della Sicilia e nella storia d'Italia. Pensiamo a quanti milioni di italiani, soprattutto dalle regioni del centro-nord, ma anche della Sicilia, lasciarono per disperazione il patrio suolo per raggiungere la Germania, la Francia, se non gli altri continenti come il continente americano. Ecco, cosa intendiamo per rete sociale e quando è necessario ad un mondo più equo? La rete sociale è l'insieme di tutti i soggetti pubblici, ma soprattutto privati, che possono operare in modo coordinato attraverso delle progettualità e costituire un fronte unico nei confronti del bisogno di integrazione dei soggetti fragili. Quindi troviamo all'interno di questa rete di pubblici preposti come
le amministrazioni comunali, come le ASL, come le cooperative sociali di tipo A e di tipo B, le associazioni culturali, le parrocchie o i singoli individui che, diciamo, in maniera volontaria vogliono collaborare a questi progetti e a sviluppare questi percorsi nell'ambito dell'azienda agricola. In che modo le istituzioni territoriali possono incoraggiare i processi di inclusione affinché nessuno rimanga escluso? Le diverse istituzioni territoriali, quindi parlo dei comuni, le province laddove esistono, le province regionali, i consorzi, enti vari, le fondazioni, possono contribuire in maniera diretta finanziando nuovi progetti di agricoltura sociale e quindi animando nuovi laboratori di inclusione, o in maniera indiretta, cioè preferendo i prodotti dell'agricoltura sociale. Cioè molto spesso le attività di agricoltura sociale che si sviluppano all'interno delle aziende agricole, quindi nell'ambito della cosiddetta multifunzionalità, dove anche il servizio sociale è un servizio, all'interno di queste aziende vengono prodotti anche dei cibi, anche dei prodotti che possono essere scelti e quindi inseriti nei percorsi di consumo finanziati dal pubblico, quindi nelle mense scolastiche, nelle mense ospedaliere e in tutto ciò che attiene alla scelta responsabile e incoraggiante che un ente può operare con i suoi acquisti. Cosa è il progetto Nessuno Escluso? Lo abbiamo più volte chiamato con uno slogan che leggo: un progetto, 100 buone prassi, nessuno escluso. Cioè un progetto rivolto specificatamente all'inclusione che si sviluppa in due tappe. Una prima fase di animazione del partenariato territoriale e una fase di sviluppo vero e proprio delle attività di inclusione. Lo scopo qual era? Era quello di creare, intanto sensibilizzare il territorio rispetto a questa pratica e seconda cosa, costituire dei progetti pilota, cioè degli esempi di buona pratica di inclusione, tali da poter essere poi ripetuti da altre aziende e quindi far parte di quella che noi chiamiamo azienda agricola biologica multifunzionale che nel ventaglio della sua offerta ha anche l'offerta di inclusione sociale. Allora, questa seconda fase, questa fase operativa, si è sviluppata attraverso 6 attività specifiche che abbiamo chiamato sottoprogetti e che sono stati così denominati: Amico Asino, Benessere, Condivivo, Il giardino che vorrei, Noi mangiamo, noi siamo, Vivere green. Queste azioni sono state svolte con associazioni di anziani, con ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, con soggetti in generale fragili e bisognosi di inclusione. Il resto è ormai storia.
Nessuno escluso in tour. I seminari, 3 appuntamenti per l'inclusione. Palazzo Ducale di Palma di Montechiaro, Spazio Temenos di Agrigento, Cittadella del Volontariato a Caltanissetta. Con questo ciclo di seminari il progetto Nessuno Escluso entra nel vivo della sua attività, coinvolgendo una grande quantità di operatori sociali, esperti e personalità del territorio. Quando facciamo riferimento all'inserimento lavorativo di soggetti con disabilità più o meno gravi oppure minori inseriti in strutture di riabilitazione sociale. Per quanto riguarda riabilitazione e cura, appunto attività terapeutiche. E quindi noi a breve, lo dicevo agli assessori, insomma l'anno nuovo presenteremo, siamo in una fase di raccolta dati, quello che sta producendo il percorso dell'agricoltura sociale all'interno della nostra struttura su soggetti appunto affetti, su persone affette da sindrome dello spettro autistico. A includere persone che sono svantaggiate, che hanno deficit relazionali e non solo. Non è che l'agricoltura ha anche la capacità, una capacità terapeutica nei confronti di tutti noi. Non possiamo prescindere dal concetto stesso di impresa agricola, perché per norma, perlomeno noi da tecnici dobbiamo sempre attenerci a quelle che sono le normative nazionali. Tutto ciò che si accosta alle attività agricole deve essere subordinato a... Costruire inclusione. Il primo dei 6 percorsi si chiama proprio l'Amico Asino, un'esperienza inclusiva che ha coinvolto i bambini diversamente abili dell'Istituto Comprensivo Agrigento Centro e i ragazzi dell'Istituto Odierna di Palma di Montechiaro. Daremo anche da mangiare ad alcuni animali quando il secondo gruppo che andrà a lavorare con l'asinella avrà finito, faremo un'inversione, un cambio. La nostra azienda è la prima azienda accreditata alla Regione Sicilia come fattoria didattica ed è punto di onoterapia per la provincia di Agrigento. Oggi invece stiamo qui facendo sempre un progetto di onoterapia con l'associazione Capofila Humus, il progetto al nome Nessuno Escluso, con la sottomisura dell'Amico Asino. E allora lei è Luisa, lui è Rodolfo, ve lo ricordate, no? Sì. Suo figlio. Sì, i bambini sono stati molto contenti di partecipare, anche noi come scuola siamo stati fortunati. I bambini in piccoli gruppi si sono recati qui con dei compagnetti per appunto avere questo contatto diretto con l'animale, per socializzare appunto con loro. Stiamo utilizzando l'esperienza della onoterapia, cioè questo approccio diciamo inclusivo, terapico, attraverso la collaborazione degli asini, attraverso la pet therapy operata attraverso appunto l'asino. I ragazzi si avvicinano, assumono autostima, prendono coraggio e diventano amici e collaborativi con questo diciamo particolare animale. Per giungere sino a questo punto sono state svolte da personale esperto, psicologi, logopedisti e esperti in generale, attività di avvicinamento che consistono nella formazione prima dell'evento materiale, in modo tale che il primo incontro con l'animale non sia traumatico ma sia consapevole. Allora, l'obiettivo principale del progetto Amico Asino consiste innanzitutto nello sviluppare l'autostima dei bambini che hanno partecipato al progetto e di sviluppare e potenziare le competenze. Tutto questo è avvenuto attraverso un approccio graduale e ravvicinato con l'animale, prima con un momento di osservazione, poi attraverso alcune attività specifiche che infatti sono finalizzate all'accarezzare l'animale attraverso la striglia, dargli da mangiare oppure anche una passeggiata, anche fino all'approccio molto più fisico dove il bambino è riuscito a abbracciare l'animale oppure sedersi sopra l'asino. Quindi
la produzione del latte di asina è pochissima, perché uno, non hanno questa borraccia dove si conserva il latte, e due, proprio per questo motivo dobbiamo mungerle tante volte, perché se no ne riusciamo a raccogliere veramente poco. Siamo qui come scuola perché abbiamo aderito a questo progetto bellissimo. Devo dire che questa esperienza è molto utile a questi bambini perché, diciamo, avvicinarli agli animali fa trasparire una emozione che normalmente tutti i giorni non riescono, diciamo, a ricevere. Mi chiamo Giorgia, sono andata nella fattoria Vassallo, oggi mi è piaciuto tanto e ci voglio ritornare. Siamo qui a condividere una bellissima esperienza con molti bambini e devo dire che è veramente emozionante, è una cosa meravigliosa veramente, sono esperienze che crescono e ricorderemo sempre e ritorneremo. Gli animali che ho accarezzato oggi sono stati bellissimi, di più le mucche e le papere, ci sono stati diversi animali e i cavalli ancora non li abbiamo visti, però sono sicura che ce li faranno di nuovo accarezzare, i conigli pure, ci sono stati diversi animali che sono bellissimi e mi sono piaciuti troppo. Questo progetto consiste non solo nel guardare l'asino, accarezzarlo, ma l'asino è un animale che socializza, diciamo, con le persone. In questa fattoria oggi abbiamo socializzato con degli animali e li abbiamo accarezzati, in modo che così anche i bambini con qualche portatore di disabilità, insomma, hanno potuto interagire con gli animali per sviluppare anche il senso tattile. E anche questa volta, come quella precedente, possiamo confermare l'impatto positivo che i bambini hanno avuto nell'incontro con gli animali. In particolar modo è stato anche bello vedere la felicità nei visi dei bambini, questo approccio singolo, individualizzato. È stato bello perché ha permesso a tutti i bambini di sentirsi integrati all'interno di un gruppo e ha favorito anche un incremento della socializzazione tra i bambini e soprattutto questa esperienza positiva rispetto all'approccio con l'animale. I ragazzi, soprattutto gli alunni disabili, però accompagnati da compagni tutor, possano riscoprire un maggiore contatto con la natura, con gli animali e magari dare vita a tutte quelle potenzialità che hanno dentro ma che appunto in una normale aula scolastica non possono esplicare. Condivivo. L'attività è stata realizzata prevalentemente con anziani in buona salute, amanti della natura e degli stili di vita dinamici che hanno seguito le attività in modo continuativo alla stregua di un hobby. Perché si tratta di un progetto di alto valore culturale, antropologico, economico, che mette in evidenza come attraverso una pratica della buona agricoltura, cioè l'agricoltura biologica, si possano ottenere dei risultati sorprendentemente validi. Noi oggi abbiamo avuto l'esperienza di poter toccare con mano la terra, sporcarci le mani e vedere come attraverso questa pratica biologica si possa andare avanti e riscoprire i valori dell'agricoltura di una volta. Una novità per noi in maniera assoluta è stata vedere come anche attraverso la costruzione di un ambiente a impatto zero si possano realizzare delle strutture che danno stabilità e anche resistenza nel tempo. La particolarità di queste strutture è che si tratta di strutture completamente realizzate
secondo i canoni della bioarchitettura. Quindi in questo caso utilizzando materiali a costo zero, e in questo caso, nel caso nostro specifico, si tratta di costruzioni in legno, paglia e calce. Abbiamo costruito una struttura portante in legno con un sistema di doppio telaio nella quale vengono infilate le balle di paglia. La finitura sia interna che esterna è una finitura anch'essa ecologica realizzata in calce, fiocchi di paglia e sabbia. Benessere. Il sottoprogetto Benessere ha coinvolto le persone anziane e i soggetti svantaggiati in generale per affermare il diritto all'inserimento sociale di ognuno e incoraggiare le esperienze aggregative per mantenere una vita sociale attiva. Oggi parleremo della dieta mediterranea, appunto come modello di dieta innanzitutto sostenibile, quindi prodotti locali, cosiddetti prodotti a chilometro zero, ma è anche cultura, identità, rappresenta proprio la nostra dieta, soprattutto la dieta dei nostri nonni. Infatti noi parleremo proprio della dieta mediterranea cosiddetta inconsapevole, cioè quella che veniva già seguita inconsapevolmente dai nostri nonni. Si basa quindi sul consumo principalmente di prodotti di origine vegetale e anche con una giusta quantità di pesce, di carne e soprattutto favorire appunto il consumo dell'olio extravergine d'oliva, quindi tutti quei prodotti che noi troviamo all'interno della piramide alimentare, che sarebbe proprio quello schema che va a rappresentare la dieta mediterranea. Intanto è stata una bella esperienza perché è stata vissuta assieme a tutto il gruppo nostro dell'Unicef, però è stata una bella esperienza perché siamo ritornati indietro nel tempo, almeno per la mia generazione, rivedere determinate cose come si faceva una volta è qualcosa di bello, chiaramente è enorme orgoglio anche per noi che abbiamo questo tipo di aziende qua vicino a noi. Secondo me questa iniziativa è estremamente importante e costruttiva, non solo per noi come azienda, ma anche perché dà la possibilità a chi ha investito una vita nel lavoro e che quindi non ha mai potuto godersi le gioie della campagna e le gioie del biologico, ha quindi la possibilità di affacciarsi a questo mondo nuovo e utilizzare non solo apprendere conoscenze, apprendere tecniche che prima non aveva mai utilizzato, ma che quindi ha anche la possibilità di gioire di quelle che sono i piccoli piaceri della vita, come vedere i semi che si erano piantati diventare verdura, diventare cipolla, diventare zucchine, e che quindi può aver piacere nella raccolta ma anche nello stare insieme, in quanto oltre alla raccolta vera e propria c'è anche la possibilità di conoscere bene il territorio, conoscere i terreni, conoscere i semi. Il progetto ha proprio questo scopo di avviare, seminando qua e là degli incipit, e avviare un circolo virtuoso che porti a utilizzare anche in provincia di Agrigento e Caltanissetta l'agricoltura come mezzo, l'agricoltura sociale proprio come mezzo di integrazione. Si è sviluppato in questo ultimo anno e mezzo con diverse azioni che hanno avuto un grande successo sia dal punto di vista dell'integrazione sia dal punto di vista della divulgazione del progetto. Infatti riceviamo diverse chiamate da parte di altri attori istituzionali e non che ci chiedono informazioni riguardo a questo progetto per poterlo replicare. Le prossime azioni riguarderanno le azioni nelle scuole, in cui svolgeremo delle azioni, in questo caso non di orto, ma di cura dei giardini, una cura dei giardini all'interno dell'area urbana. Naturalmente tutto nell'ottica, noi siamo sempre per l'agricoltura biologica, infatti l'associazione Humus nasce anche per questo.
concomitanza con la nascita del primo regolamento del biologico, noi abbiamo aderito e abbiamo cominciato la coltivazione biologica in questa azienda. Sempre questo metodo dell'inzecchettamento del grappolo. Perché noi ai tempi facevamo questo? Perché con lo zolfo riuscivamo a combattere l'oidio e quindi non avevamo nessun problema. Il nostro vero problema era la tignola, che la tignola è un insetto che praticamente in Sicilia, qui da noi, fa dalle 3 alle 4 generazioni l'anno. La prima generazione in genere va sui fiori. Al nord fanno questo, al nord fanno l'altro e ci meravigliamo, e nella realtà invece ce li abbiamo qua sul nostro territorio, solo che occorrerebbe veicolare ancora di più queste informazioni per portare a conoscenza del grande pubblico che anche da noi si è all'avanguardia, anche da noi si fa sperimentazione. Con lo svolgimento di questa esperienza di progetto si è inteso perseguire il benessere della fascia fragile della popolazione, riconoscendo in primo luogo il bisogno di aiuto delle persone anziane e svantaggiate in generale e affermando il diritto all'inserimento sociale e alla vita attiva affinché nessuno rimanga escluso.